Com'è la situazione stadio del Padova? Beh, no, la situazione stadio del Padova è questa, diciamo, io ho avuto un incontro venerdì con il sindaco dove ci siamo confrontati, noi diciamo, abbiamo lavorato, abbiamo trovato un investitore, però l'investimento, cioè il ritorno, il delta tra quello che c'era tra l'investimento nella costruzione del centro commerciale e quello che veniva a noi creava ancora un disavanzo, diciamo, abbastanza importante. Cioè, diciamo, dette in numeri mancano ancora 12-13 milioni di euro, voglio dire, no? Quindi, e non sono pochi. Oltretutto ci sono, diciamo, delle normative e dei vincoli nella costruzione del centro. Diciamo, l'investitore voleva un centro parco commerciale che avesse la visione, fosse visibile da Corso Australia, cosa che dal punto di vista delle norme non è fattibile. Quindi lo stadio, il parco commerciale o centro commerciale deve essere integrato all'interno dello stadio. Quindi diciamo che in questo momento un certo tipo di lavoro è stato fatto, però la strada è un pochettino più Cesaro, dopo